Grazie per avermi invitato alla vostra festa. Anno dopo anno, in realtà ormai sono quasi 20 anni che ci seguiamo a vicenda, è difficile non entusiasmarsi e non emozionarsi, non commuoversi, vedendo crescere questa cosa che non c'era e che Ferro e le altre 1800 persone che ci lavorano ci dimostrano che si può realizzare. Ci vuole visione, ci vuole però tanta dedizione, tanta determinazione, tanto impegno quotidiano, perché cose come queste nascono e crescono e si realizzano solo quando ci sono dentro persone con grande anima. Accennava Lucia Annunziata al tema dell'asilo. Effettivamente pochi giorni fa ho portato Luce, la mia terza figlia, al primo giorno di asilo e mi sono detto che se mai ci fosse stata la possibilità di portarla in un posto dove oltre a fare asilo lei avesse avuto la possibilità di vedere il cerchio della vita come cosa naturale, non come cosa forzata o triste o aggiunta, ma proprio come pezzo della vita, come qui succede, sarebbe stata una bambina fortunata, e quindi fortunati sono i bambini e le bambine che possono iniziare la loro socializzazione secondaria, cioè quella dopo della famiglia, in un asilo dove intorno ci sono in equilibrio tutte le varie fasi della vita. Alcuni punti brevi che prendo con il taglio del nuovo mestiere che inaspettatamente 11 mesi fa mi è stato chiesto di intraprendere. Allora, longevità. Longevità, cominciamo a dircelo, è conquista, cioè senza se e senza ma, come si suol dire. Cioè noi come mondo, come umanità, stiamo conquistando una longevità che la storia dell'uomo non aveva mai raggiunto, e quindi è comunque una conquista di cui essere orgoglioso. È chiaro che si porta dietro una serie di implicazioni che ci impegnano tutti. Soprattutto è la combinazione tra longevità, molti anziani, e denatalità. Cioè quello che ci sta impegnando e ci creerà progressivamente problemi molto seri, risolvibili ma molto seri, è il disequilibrio all'interno della struttura demografica della società tra nonni che diventano sempre più numerosi dei nipoti, cosa che non è mai successo nella storia, e fra pochi decenni bisnonni che sono molto inferiori ai loro pronipoti. Quindi una struttura sociale dove gli equilibri naturali tra le diverse componenti della società vengono meno. È chiaro che, come già altre volte, come tante volte ancora nella storia dell'uomo succederà, si presentano problemi inediti, non possiamo risolverli con soluzioni passate o vecchie, perché sono problemi del tutto nuovi. Qui, girando per questa comunità, per questo villaggio magnifico, troviamo certamente un gran pezzo della risposta. È chiaro che questa combinazione di longevità e denatalità porta stress, porta pressione, porta problemi innanzitutto sul sistema sanitario nazionale. È chiaro, e lo sappiamo tutti, il grosso del costo per la società dal punto di vista della salute e della sanità avviene nell'ultima parte della vita, e questo è una cosa di cui tener conto, e ripeto, qui troviamo gran parte della soluzione. Porta molta difficoltà, molto stress sulle famiglie, perché non possiamo non prendere atto che noi continuiamo a mettere sulle spalle delle famiglie problemi, difficoltà, ansietà, cose difficili che si scaricano continuamente sulla struttura fondamentale della società, dove il nostro Paese ha la fortuna di averne ancora, appunto, di averla ancora come struttura più solida di altri, ma che sicuramente è anche da questo aspetto, se non aiutata da strutture come questa, sicuramente un po' affaticata. E poi c'è il tema che è già stato toccato anche da altri, che l'invecchiamento non bilanciato
all'interno di una società può portare a fenomeni di rallentamento della società, di incupimento della società, di paura del cambiamento, del nuovo, di intolleranza, naturalmente se non si riesce invece a fare, come qui si riesce, della longevità una risorsa. In questi anni Ferro e questa organizzazione prima giustamente ha iniziato risolvendo i problemi, cioè i non autosufficienti, il come affrontare il dramma appunto di chi nella vecchiaia trova l'impossibilità di star su da solo, ma man mano ha aggiunto altri pezzi con questa visione di circolo della vita, con questa visione di opportunità che può venire dalla combinazione delle diverse generazioni. Lo dico per sottolineare il modo in cui l'ha fatto, perché Ferro è una persona sobria, una persona che non rulla i tamburi e non suona le trombe, ma sa chiamare a responsabilità tutti. Sicuramente qui dentro, sicuramente a questo tavolo, ci sono persone che di fronte al richiamo sobrio, serio, sereno, ma fermo di Ferro, inizialmente proprio non si sono sentiti in grado di dire no, poi si sono appassionati. Si sono appassionati e oggi si sentono, come diceva Giovanni Bazzoli, si sentono parte di questa realtà. Questa realtà è una realtà dove non solo si dimostra concretamente che ci può essere equilibrio tra le diverse età della vita, ma soprattutto ci dimostra che la terza età della vita non è la fine della vita, è la terza fase della vita, è una fase in cui bisogna mettere a funzione, a socialità, a disposizione degli altri, un capitale, si direbbe da economicisti, un patrimonio, una somma di talenti che nessuno può avere se non le persone appunto anziane. Mi sono segnato della relazione di Ferro alcuni punti perché lui di nuovo, come dicevo prima, li ha dette con grande sobrietà, ma sono macigni intellettuali e alcuni di questi ci tengo a sottolinearlo. Parlando della longevità che può essere non fardello ma produttore di relazioni, addirittura ha detto può diventare motori di ricerca del bello della vita. Cioè, stiamo parlando di trasformare la prospettiva di una persona anziana che temeva di essere arrivata in una fase in cui non solo non c'era più bellezza, non solo non c'era più curiosità, ma addirittura c'era quasi da scusarsi di essere anziano, in un produttore di relazione, in un motore di creazione di bellezza. Ma se si crede in questo, ci sono a monte delle convinzioni profonde che mi piace ricordare o mi piace estrarre dal suo discorso, perché a un certo punto lui ha letto un po' velocemente nella sua relazione il tema del ruolo dell'individuo. Il ruolo dell'individuo nella visione economicistica di questi anni, che adesso tutti considerano limitata, ma fino a qualche anno fa eravamo in pochi a dirlo e facendoci seguire dagli altri. Ecco, in questa visione economicistica l'individuo certo è diventato padrone di se stesso e questa è una conquista, lo dice, le libertà acquisite, la padronanza che l'individuo ha preso di diritti, la liberalizzazione di tanti aspetti della vita umana sono grandi conquiste, però, ha detto giustamente, a patto che non si cada nella spirale egocentrica dell'individuo come solo, perché poi l'individuo come solo non solo non regge, ma l'individuo come solo si accorge che non può perseguire neanche la felicità, non solo non può reggere le difficoltà della vita,
e si ritrova così se l'ha vissuto nell'altro modo, ma addirittura si accorge che neanche il perseguimento della felicità, quella roba che c'è nella Costituzione americana, giustamente, non è raggiungibile da solo. Ecco, se non c'è a monte questo, se non c'è una visione di società dove, come diceva Ferro, certo bisogna perseguire la competitività, però senza mai dimenticare la coesione sociale, senza questa visione dell'individuo inserito in una comunità, dello sviluppo globale sia dell'individuo che della società, che deve essere l'obiettivo della crescita e dell'economia e non di un mercato che è fine a se stesso, che è regola di se stesso, ma è solo strumento per ottenere quei risultati, tutto ciò non si realizzerebbe perché non ci sarebbe la visione di fondo. La visione di fondo è di una società che si crea meccanismi di welfare sani, meccanismi di welfare avanzati, e lui ci ha detto, lui intendo Ferro, ci ha detto alcune cose importanti sul welfare. È chiaro che il welfare è una delle principali conquiste di civiltà che il mondo abbia realizzato, che l'umanità ha realizzato, ed è una conquista tutta europea. Se ci pensate, non c'è nessun'altra parte del mondo che ha un welfare organizzato, che è orgoglioso di avere un welfare, e quindi guai a indebolirlo. Certo, c'è da aggiustarlo, c'è da adeguarlo alla demografia, c'è da adeguarlo alle tecnologie, ma parliamo di una delle grandi conquiste della società. E lui Ferro quando parla di welfare, non parla di welfare state, di quindi welfare assicurato esclusivamente dallo Stato. Non parla neanche di quel welfare di cui in alcuni paesi anglosassoni si parla, che è un po' il welfare market, cioè dove il welfare in tutte le forme di assistenza, vicinanza, servizio alla persona è un servizio come un altro che viene messo più o meno all'asta e viene prodotto come se fosse un servizio come un altro. Parla di welfare society, parla di welfare community, parla di comunità che fa assistenza, che fa protezione, che fa cura e difesa dalla paura del presente e del futuro. Dentro c'è una visione profonda di sussidiarietà, dove la società si auto-organizza nel limite del possibile e poi naturalmente lo Stato deve fare il resto, creando distretti di cittadinanza, perché questa è un'altra nomenclatura molto efficace inventata in questa sede, che realizza naturalmente con il contributo dello Stato, naturalmente con la benedizione e un ruolo forte da parte del pubblico, però auto-organizzandosi come comunità intorno ai suoi problemi. Perché ci sia welfare society, perché ci sia questa visione della protezione sociale, ci vogliono infrastrutture di coesione sociale. Io non so se l'ho inventato io o l'ha inventato lui, credo che l'abbia inventato lui, poi me l'abbia messo in testa a me per fare in modo che poi facessi delle cose, ma comunque l'abbiamo inventato insieme questo concetto delle infrastrutture di coesione sociale, ma le infrastrutture sono tutta questa realizzazione, e quest'ultimo pezzo del Civitas Vitae ne è un pezzo, sono presupposti, perché per poter fare, per poter dare quel tipo di welfare, quel tipo di protezione, quel tipo di comunità intorno, in questo caso agli anziani, ci vogliono spazi attrezzati al meglio tecnologicamente, e qui abbiamo il meglio, ci vogliono sistemi di gestione integrati, cioè, molti di voi lo sanno, ma credetemi, la sofisticazione nel senso della livello eccelso di tecniche di gestione che qua si trovano. Io ho seguito una volta, sono stato con loro in uno degli ultimi incontri a fare una specie di riunione di controllo di gestione. Cioè uno rimane colpito, controllo di gestione, dice ma come, in una roba che riguarda la medicina, la sanità? No, controllo di gestione, ma non solo i costi che è il minimo, non solo i tempi che è il minimo, ma la qualità della prestazione, le relazioni, il ruolo delle persone. Ecco, queste cose non succedono per caso, non basta neanche la tecnologia, ci vuole, come dicevo prima, una grande anima dietro, ma poi ci vuole capacità di gestire
queste cose e si sono spesso strumenti da inventare perché non sono in tanti casi neanche mai stati sviluppati i parametri gestionali per gestire fabbriche di benessere come questi. Ecco, qui si incontrano. Poi ci vogliono piattaforme dedicate perché le diverse età, le diverse malattie, le diverse provenienze, le diverse combinazioni necessitano di luoghi, di strumenti diversi. Ecco, per qualcuno che ne sa di organizzazione, girare per i diversi padiglioni integrati ma diversi, tutti seriamente strutturati sui fabbisogni delle persone a cui si dirigono, beh, veramente apre il cuore. Presidente Ferro ha accennato alla voglia, all'enorme voglia che c'è di poter replicare realtà come queste e ha fatto generosamente anche i due esempi che si stanno considerando e che da parte nostra, in questo caso parlo come governo, quello che si potrà fare per supportarlo, ci sarà tutto. È importante che, come diceva Lucia Annunziata, si dimostri che questo esperimento non è solo perché è a Padova. È chiaro che a Padova ha trovato l'humus migliore, ha trovato l'ecosistema più adatto, però noi dobbiamo dimostrare che in Italia del centro o del sud, ecco, c'è altrettanto humus per fare realizzazione di queste genere. E questa è una realtà replicabile perché è sostenibile. Questa cosa non va avanti perché c'è qualcuno che ogni anno firma la copertura delle perdite, questa roba va avanti perché è sostenibile, perché è stata disegnata in modo tale che stesse su, che potesse essere una impresa sociale, ma un'impresa. E guardate che anche questo è clamoroso dal punto di vista della realizzazione. Non credo che al mondo ci siano molte cose come queste. È chiaro che bisogna essere impresa sociale, bisogna avere il senso del dono, bisogna essere quella terza parte della società che non è né il privato profit né il pubblico, che ha la voglia, il coraggio, la generosità, la disponibilità allo spreco di dono, di generosità, non certo allo spreco di risorse pubbliche, che qui si tocca. Questo genere di cose non lo farà mai il privato profit, perché non è una cosa per guadagnare, ma non lo farà neanche il pubblico, perché ci vuole quel di più, ci vuole quello spreco di dono, quello spreco di capacità di interrelazione che soltanto il privato sociale, chiamiamolo come vogliamo, chiamiamolo terzo settore, chiamiamolo volontariato innovativo, può fare. E sull'innovazione mi ha fatto piacere il riferimento che è stato fatto, perché il terzo settore, il mondo dell'impresa sociale, delle cooperative sociali, il mondo di tutto ciò che è non profit o diciamo low profit, può essere un terreno di cultura formidabile per il nuovo, per l'innovazione. Con il penultimo decreto abbiamo disegnato intorno alle nuove iniziative innovative un mondo che non c'era, dal contratto di lavoro alle regole fallimentari, alle regole finanziarie, a quelle contabili, totalmente disegnato sulle necessità di nuovi imprenditori, giovani o meno giovani che siano. L'Italia, che non è storicamente un'amica della nuova impresa, perché tutto è difficile nel nostro Paese, è riuscita a darsi una normativa disegnata proprio sulle necessità e sui desideri della nuova impresa innovativa, e abbiamo voluto significare la possibilità anche che questa innovazione possa venire dal mondo del privato sociale. E quando diciamo privato sociale, provo a rispondere a Lucia Annunziata nel suo secondo quesito. Qui c'è grande spazio, ovvio, per chi lo fa perché dentro di sé sente la grande spinta della propria religione, ma sicuramente c'è un grandissimo spazio per il mondo laico, e molto spesso, e anche qui, si vedono grandi aree di collaborazione. È chiaro che la welfare society di cui parla Ferro ha bisogno di
del contributo di tutti. Una delle ultime volte che ci siamo trovati qui abbiamo parlato della responsabilità delle banche, delle assicurazioni, che devono inventare meccanismi sostenibili, per esempio di assicurazione per tutto ciò che è la cura di lungo periodo e l'assicurazione nei confronti della non autosufficienza. Ci deve essere anche un disegno di sistema sanitario dove non solo si riducano gli sprechi, quelli veri di sprechi, ma ci sia anche una partecipazione al costo per poter preparare a esperienze di questo genere. Ci vuole una fiscalità che premi il terzo settore, che premi fortemente chi aiuta iniziative come queste, e ci deve essere un po' tutta un lavoro preparatorio, perché è chiaro che molto si fa di prevenzione, molte malattie che oggi il sistema deve affrontare troppo tardi possono essere prevenute se stili di vita, alimentazione, esercizio vengono fatti adeguatamente in tempo, se, e qui è più un tema psicologico che non fisico, lo accennava Giovanni Bazoli, se si riesce a tenere ingaggiate le persone dal punto di vista intellettuale, di curiosità, di ruolo nella società. Ultimo punto che mi è sembrato bellissimo delle cose citate da Ferro è il tema della cultura del limite, che sembra essere l'opposto di quello che si dovrebbe sentire o insegnare ai propri figli, e invece bisogna insegnare ai propri figli anche la cultura e l'accettazione dei propri limiti, che sono diversi nelle diverse età della vita, che l'anziano sente di più per certi versi perché vede una prospettiva più lenta, ma che in compenso è più larga da altri punti e punti di vista, e può mettere più in comune con gli altri. L'aggregazione di cui parla Ferro, basata sullo scambio di questa coscienza dei limiti, che vuol dire insieme possiamo essere di più, mettendo insieme e accettando i nostri rispettivi limiti, mi sembra una roba meravigliosa. E non è soltanto i limiti di autosufficienza fisica, che sono quelli più evidenti, ma sono limiti che nelle diverse età possono avere a che fare con cosa farò da grande, oppure non capisco, oppure ho sbagliato tutto. Cioè, ci possono essere tanti limiti che in comunità come questi possono essere messi in comune partendo da quella cosa che dicevo prima, molto profonda, che la felicità è solo un fatto collettivo e non è mai un fatto soltanto individuale. Ultima cosa, Ferro ci chiede di costruire futuro e di costruire bene comune, e bene comune anche in questi ultimi 2 decenni un po' disgraziati da tanti punti di vista, culturalmente prima di tutto, dove i limiti anche delle teorie economiche, dell'economicismo, hanno proprio toccato il massimo, perché ci hanno voluto raccontare che il bene comune veniva solo dalla contrapposizione di interessi o di egoismi addirittura, e miracolosamente da questa contrapposizione doveva nascere il bene comune. No, il bene comune è un qualcosa che viene dalla responsabilità e dalla condivisione di persone che vogliono condividere il loro futuro, proprio l'opposto del cinismo che sembra essere, o sembrato essere, lo strumento principale anche della politica. A questa costruzione di futuro tutti devono dare la loro parte, il privato impresa, il privato profit, il privato non profit o low profit, comunque il privato, quello di mezzo, diciamo, e il pubblico, che ha un ruolo importantissimo, in parte indispensabile, perché poi le regole, i controlli, i presupposti di sistema possono venire soltanto dal pubblico, per cui un ruolo molto importante. Viene dalla società civile e viene, diciamo, dalla politica, e questo senso di politica è quel senso di politica che ha portato molti di noi a dire sì 11 mesi fa, senza porsi il tema del perché, non del perché, del quanto sarebbe stato difficile o del quel che si lasciava. E ultimo, Ferro ha detto non serve dire si dovrebbe fare, occorre, bisogna fare. Lui l'ha fatto, bisogna dire cosa posso fare io, ciascuno di noi, per
per contribuire a questo bene comune. È un imperativo morale forte quello di cui lui ci parla, è una sua proprio caratteristica di chiunque lo conosce da sempre, è una caratteristica che dovrebbe essere anche di quella visione della politica che forse tanti di noi si sentono dentro, dove c'è dentro quella rabbia di Sant'Agostino e quel coraggio di cambiare, perché veramente tante cose devono essere cambiate. Qui, in questo posto, in mezzo a queste persone, si impara a vivere, perché c'è profonda saggezza del che cosa vuol dire non solo affrontare insieme il dolore, la malattia, ma c'è molto profondo lo stare insieme, c'è molto dentro la comunità, c'è molto dentro il insieme progettiamo quello che vogliamo essere, per cui grazie molto, perché qui c'è la dimostrazione che si può. Grazie.